Rieccoci cari telespettatori, ben ritrovati anche i nostri ospiti dello SPCGL. Riprendiamo da quest'oggi le dirette. Rosanna Bettella della segreteria regionale, ben arrivata qui con noi. Massimo Cestaro, sempre della segreteria regionale dello SPCGL del Veneto, ben arrivato. Riprendiamo con quest'oggi, sarebbe bello riprendere con, vero cari ospiti, con belle notizie, con cose rincuoranti, invece purtroppo parliamo del rincaro dei prezzi e parliamo di questioni che sono effettivamente molto spinose, di cui tutti quanti noi, i pensionati in modo particolare, soprattutto chi ha certe pensioni, sta soffrendo da un po' di tempo. Allora, possiamo, prima di cominciare, partiamo subito con la prima slide che è il titolo introduttivo, così vediamo subito da Chito quello che sarà il tema. Eccolo qua, il potere di acquisto delle pensioni tra rincari e fiscalità, per cui sono anche le tasse da pagare. Allora Rosanna, come stanno vivendo questa situazione che ormai si protrae da un bel po' di tempo per i pensionati, però sembra che avrà degli apici inaspettabili nei prossimi mesi, per cui non è che dice tiriamo una riga e da qua si ricomincia da zero, no, si sta andando verso il peggio. Sì, diciamo che il conflitto russo-ucraino, no, ha portato davvero alle stelle i prezzi energetici, dipendavamo dal gas russo, ma come noi anche gli altri paesi d'Europa, quindi adesso si sta provvedendo per sganciarsi da questa situazione, però intanto i prezzi sono schizzati. C'è stato un aumento di conseguenza anche di tutti gli altri generi collegati, insomma, no? Laddove c'è bisogno di riscaldare, di usare gas, elettricità e quant'altro, gli aumenti ci sono stati. C'è anche speculazione, perché bisogna anche dire questo, ci vorrebbe un controllo più attento rispetto a quanto sta avvenendo, e però chi ci rimette sono sempre le persone più in difficoltà, più fragili. Per quanto ci riguarda, noi siamo la categoria dei pensionati, in primis i pensionati con la pensione minima, pensioni che stanno sotto i 1.000 euro. Ma anche sappiamo di molti lavoratori e lavoratrici che hanno lavori precari, lavori saltuari, con salari assolutamente bassi, no? Nonostante magari facciano anche un lavoro di qualità, e quindi c'è tutta una situazione davvero che sempre di più si fa drammatica. Abbiamo ricevuto le bollette del gas e dell'elettricità e abbiamo già potuto constatare che c'è un raddoppio rispetto all'anno scorso. E per quanto riguarda invece, come dicevo, i generi alimentari, ma tutte le altre spese, non siamo al raddoppio, però di mese in mese c'è un aumento. La stragrande maggioranza dei pensionati sono sotto i 1.000 euro e magari dopo vedremo anche nel dettaglio questo. E quindi è una situazione davvero insostenibile. Se soprattutto poi un anziano vive da solo, quindi ha solo la sua pensione, questa pensione è così bassa, sotto i 1.000 euro, ma anche intorno ai 1.000 euro, davvero fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Quello che è anche da capire, perché quando ci sono delle differenze in uno stesso paese o anche nell'ambito dell'Europa stessa, la cosa dà un po' fastidio, perché in Veneto effettivamente sembra che il potere di acquisto sia particolarmente compromesso, che i prezzi siano molto alti, soprattutto quando parliamo di prodotti dell'agricoltura, prodotti sia anche che vengono dal GDO. Poi in contesto europeo l'Italia resta carissima, tanto che si temeva anche una flessione degli apporti turistici, proprio perché si presenta con delle impennate allucinanti. Perché questo? Si parlava di una speculazione, però effettivamente non trovo, se il prezzo della materia prima aumenta per tutti indistintamente, non deve essere solo aumenta per gli italiani, vuol dire che dietro c'è qualcosa che non quadra, no? Sì, no, ma lo vediamo, e con il prezzo dei carburanti, per esempio, no? Noi abbiamo visto subito all'inizio sono schizzati, il prezzo è schizzato molto in alto, poi c'è stato un intervento del governo
soprattutto sulle accise, no? Per calmierare Certo. questo prezzo, e però siamo sempre, io ho pagato il diesel a più di 2 euro, Certo. adesso invece siamo un po' al di sotto. Per cui più che Però di conseguenza poi tutto questo incide sulle verdure che andiamo a comprare. Quando mai abbiamo pagato i pomodori a 2,50 €, il chilo, i pomodori sì, da sugo, no? Che di solito li pagavamo. Abbiamo una coltivazione buona, insomma, no? Eppure i prezzi sono questi. Come tanti altri generi, la pasta, no? E l'olio e quant'altro, insomma. Allora, davvero... questo che sta dicendo Rosanna Bettella è un dato di fatto. Chiedo anche un po' il suo anche punto di vista, oltre che come sindacalista, anche come persona effettivamente, perché noi abbiamo ricevuto tante mail quest'estate di persone appunto che lamentavano, dicevano non si può stare zitti, non si può subire, basta, non si può sopportare, perché altrimenti chissà dove andiamo a finire. Voi come sindacato avete sempre organizzato anche delle forme di protesta, di manifestazione, avete tirato sulla testa più volte. Chiedo anche a lei che sia arrivato anche il momento anche per questi casi di dire ok, non si può lavorare magari sulle pensioni perché tanto lì ci vorrebbe un ulteriore intervento importante, ma almeno calmierare i prezzi in qualche modo, quindi continuare il discorso dei prezzi, voi del gasolio per riscaldamento, voi per la pompa di benzina, in modo tale che anche chi è pensionato, perché il fatto che costi tanto, che non ci sia un limite, questo grava anche su chi sta nelle case di riposo, per esempio, che si vedrà dei rincari, no? Che sia caso di fare delle azioni, avete pensato delle azioni di protesta, di farvi sentire, insomma, in modo che ci sia un pressing costante? Beh, assolutamente sì, nel senso che già la prossima settimana, il 14, facciamo un grande attivo di delegati a Bologna sostanzialmente su questi temi, perché oggettivamente la situazione sta diventando insostenibile, cioè non solo per le ragioni che abbiamo detto fino ad oggi, ma se ci mettiamo anche il periodo di siccità che abbiamo appena forse superato, e se pensiamo all'incidenza che la siccità, quindi il cambiamento climatico, ha sulle produzioni in agricoltura, e ci aggiungi i costi energetici della trasformazione e quindi aziende che sono il più delle volte energivore, il gioco è fatto. Certo. Cioè al consumatore finale arrivano dei prezzi spropositati, diceva Rosanna un attimo fa, la verdura ha dei costi che non avevamo mai visto prima. Quindi è necessario un intervento dello Stato. Poi diciamo, rispetto alla siccità e al cambiamento climatico il tema si fa obiettivamente più complicato e non può essere un singolo paese che lo affronta, questo mi pare evidente. Però alcuni interventi di controllo, di monitoraggio e di sostegno alle retribuzioni più basse è un'operazione che va fatta. Un po' di numeretti che abbiamo raccolto sono da questo punto di vista straordinariamente preoccupanti. Esatto, infatti mi chiedo alla regia se partiamo anche con l'altra slide, proprio perché là incominciamo a renderci conto dei cosiddetti numeretti, che tanto, ecco, l'indice di prezzo al consumo, questo è il primo numeretto, anzi è un trend che è spaventoso sostanzialmente, perché ci fa capire quanto sono aumentati. No? Sì. Sì, tra l'altro la fonte Istat. E siamo un dato, diciamo, l'8,5%, un dato del Veneto. Infatti allora, strisciolina rossa, quello che si diceva il Veneto è la regione più cara d'Italia, pressappoco, è quella sopra la media, mentre la verde è l'Italia, Paese Italia. È l'Italia, no? Che insomma appena al di sotto, ma comunque stiamo parlando del 7,9%. Ed è un andamento in crescita. E la cosa ci preoccupa non poco, perché l'effetto si scarica sulle fasce popolari più deboli, e tra queste naturalmente i pensionati, ma
Se pensiamo, adesso lei citava un attimo fa le case di riposo, ma anche gli anziani che staranno quest'inverno nelle case, sì, con la riduzione dei consumi, che in questo caso si parla del riscaldamento di casa propria, insomma, voi capite che stiamo diciamo, andando verso una fase oggettivamente molto complicata. Messaggio: con la mia pensione di 720 euro cosa posso fare? Meno male che faccio anche un altro lavoro a tempo perso che mi fa entrare 150 euro al mese, ma non è giusto, scrive Franco. Non è giusto, no. Totalmente condivisibile. Tra l'altro già una pensione, mi verrebbe da dire, da 750 euro al mese è già una pensione appena un po' più alta rispetto a chi ha il minimo. Abbiamo anche qua raccolto un po' dei dati. Sono quasi il 30% i pensionati che arrivano fino a 1.000 euro lordi al mese. Il 28% per l'esattezza, il 28%, e quindi 360.000 pensionati nel Veneto arrivano fino a 1.000 euro, e complessivamente il poco più del 50%, quindi 670.000 pensionati, arrivano a 1.500 euro. Ecco, torniamo dopo su questi elementi, ma per stare un po' sempre sul tema che stiamo affrontando dei beni, del potere di acquisto e quindi l'aumento dei beni. Abbiamo un'altra slide, Rosanna se vuole anche commentarla, sì. Di quali sono i prodotti che hanno subito dei maggiori rincari e che hanno un'incidenza appunto più importante, perché alcune cose si possono, ecco, vediamo appunto, chiedo la slide dalla regia, e la coppia, ecco, la coppia sì, senza figli o con figli, che tipo di over 60 naturalmente, che tipo di onere economico si trova a dover sopportare, sostenere. Poi dicevo, ci sono beni di cui puoi fare a meno, uno dice rinuncio a, parlavo con un'associazione di coltivatori, dicono molti rinunciano alla frutta e alla verdura alla fin fine, che faccia bene, faccia male alla salute, ai noi purtroppo è andato di fatto, uno rinuncia, però non è che puoi rinunciare a tutto e andare avanti a pane e acqua, pane costa tantissimo. Ecco, vediamo questa slide qua degli aumenti per quanto riguarda la spesa media. Quelli maggiori chiaramente sono quelli dei prodotti energetici, no? Le bollette, e quello c'è stato davvero l'aumento più consistente, però come vediamo anche i prodotti alimentari, c'è un aumento spesa per uno che è da solo, senza figli, c'è una differenza di 18,74 euro al mese sui prodotti alimentari, mentre appunto sui prodotti energetici 167,95 e sui trasporti, che l'altro pezzo è 7,42. Su una coppia invece di anziani over 65 senza figli chiaramente incide ancora di più. E quindi sempre non letteralmente il doppio, per cui è un onere economico più insostenibile per la persona sola naturalmente, che non per la coppia. Comunque sono cifre importanti purtroppo. Sì, praticamente noi abbiamo calcolato che c'è un aumento medio di 203 euro per una persona sola e 275 per una coppia al mese. Certo. E su una pensione, come abbiamo visto, no, che tra il 30 e il 40% sono pensioni inferiori ai 1.000 euro lordi al mese, non è mica da poco. Allora, noi abbiamo un sistema di rivalutazione delle pensioni che è bene anche ricordare, no, allora facciamo così, parliamo del sistema parliamo del sistema di rivalutazione, che è interessante. Volevo andare prima in pubblicità, così abbiamo tempo di dedicarti un attimo tempo. Pubblicità, poi torniamo insieme. Allora, Rosanna Bettella, avevamo detto problema quindi del potere d'acquisto, più pesante per chi è da solo, senza figli, over 65, sempre pesante, però per fortuna non raddoppia per la coppia, però teniamo conto che la coppia non vuol dire la somma di due pensioni, ma anzi normalmente c'è la donna che prende molto meno di pensione. Certo. DL aiuti bis, che cos'è? Sì, praticamente è il decreto legislativo che adesso cerca di venire incontro a queste situazioni, no? a trovare delle soluzioni per affrontare questa situazione così che colpisce davvero. Quando è uscito questo?
È recente questo Sì, decreto? sì. Quindi che cosa prevede? È ancora un decreto legislativo, per cui insomma Dovrà esserci l'attuazione. ha effetto immediato, però non è legge, ecco, è un decreto legislativo appunto. Però è di emergenza e per far fronte appunto a questi aumenti. Dicevo che abbiamo un sistema di rivalutazione delle pensioni che negli ultimi anni praticamente ha prodotto pochissimo di aumento e di rivalutazione delle pensioni, perché non avevamo inflazione certo. così alta. Quest'anno è schizzata e si parla che insomma siamo sull'ordine appunto dell'8% di inflazione. Automaticamente anche le pensioni da gennaio 2023 avranno un aumento di quest'ordine. A novembre di solito esce il decreto che stabilisce la mediana rispetto all'inflazione Qui voi avete fatto una simulazione. Su quale base? Allora, proprio perché questa inflazione è schizzata non negli ultimi mesi dell'anno, ma è cominciata dopo appunto lo scoppio della guerra, quindi all'inizio dell'anno, no? da febbraio in poi, il rincaro e l'inflazione la stanno subendo da allora chi ha poco e chi ha un salario basso ha una pensione bassa, e quindi questo decreto, su nostra richiesta, perché abbiamo avuto degli incontri che poi sono stati interrotti purtroppo dalla caduta del governo, ma avevamo già messo sul piatto le nostre richieste e l'abbiamo detto, l'abbiamo ribadito insomma in ogni situazione. Verrà fatto un anticipo di questa rivalutazione da ottobre, quindi per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Ecco, rivediamo la slide, l'anticipo di rivalutazione del 2%. Una rivalutazione e anche l'applicazione del conguaglio, della diversa rivalutazione tra il 2021 e del 2022. Praticamente nel 2021 era stata applicata una rivalutazione dell'1,7%, invece praticamente a fine anno si è accorti che invece questa inflazione era dell'1,9%, per cui lo 0,2 viene dato adesso a ottobre, ma con effetto retroattivo, quindi per tutto il 2022 avremo questo compenso. E in più un anticipo sulla rivalutazione, ipoteticamente l'8% di rivalutazione che avremo a gennaio, hanno previsto un 2% di anticipare sempre ottobre, novembre e dicembre. Quindi sostanzialmente qui stiamo nell'ordine. Quindi qua abbiamo una pensione media mensile di 500 euro, c'è un anticipo di rivalutazione, questo 2% al mese, di 10 euro, quindi ottobre e dicembre, e un riconoscimento anticipato di quel conguaglio che dicevo di 1 per 12 euro sarebbero al mese, per un totale lordo senza tredicesima di 42 euro. Ah, senza tredicesima e quattordicesima. Quindi se invece c'è una pensione media mensile di 1000 euro, sarà di 84 euro, sempre lordo, stiamo sempre parlando di importi lordi, di 1500 lordo un aumento di 126 euro lordi, di 2500 di 201 euro lordo. Quindi chiaramente non è anticipato tutto quello che stiamo pagando. Infatti però, vediamo la slide successiva. Si comincia a dare una risposta. Ci sta chiedendo anche lei un po' il commento. Ecco qua, la valutazione che fa il sindacato. 2,7 miliardi su 17 sono destinati a sostegno di redditi da lavoro dipendente e pensioni. Solo 2,7 miliardi voi sottolineate? Sì, perché lo si è visto chiaramente dalla slide precedente. Diciamo una pensione di 1000 euro avrebbe, diciamo, una sorta di una tantum, insomma, di 84 euro contro gli aumenti di spesa che abbiamo visto prima per diciamo un over 65 che vive da solo, che ha oltre 200 euro di spesa in più al mese, o la coppia che abbiamo visto prima, 270 euro. Quindi
quello è il dato degli aumenti derivanti dal meccanismo inflattivo e le cose che abbiamo affrontato prima. E quindi questo è il costo che pagano le persone. Si guarda quel costo e si guardano questi incrementi e si capisce che c'è una distanza abissale. Certo. Interrompo solo un secondo perché se non erro c'è una telefonata in attesa. Pronto? Pronto? Chiedo conferma, c'è la telefonata? Pronto? Niente. Vabbè, mi ridaranno la telefonata, forse è caduta nel frattempo. Ecco, quindi diciamo, questi sono i numeri che riguardano le singole persone. La slide che abbiamo appena visto invece è il dato complessivo, e cioè i 2,7 miliardi destinati dal governo contro i 17 complessivi che insomma... ora il punto è questo, insomma, cioè il punto è quali sono gli interventi che devono essere messi in campo perché il Paese non sia consegnato a un regime di povertà. E qua è il caso di dirlo, insomma, cioè la fascia di popolazione che si sta avviando verso una condizione di povertà aumenta sempre di più. Questo dato già dell'anno scorso, erano già 9 milioni gli italiani che rinunciavano alle cure mediche. E 9 milioni è un numero straordinario, non so se si rende l'idea. Anche i dati che abbiamo visto prima, come sempre nelle nostre spese ci sono le spese comprimibili e le spese incomprimibili. Ovviamente acqua, luce e gas sono spese incomprimibili e quindi quando l'aumento casca su quelle voci è un onere che ho direttamente in capo. Certo. Agisco sulle spese comprimibili, su quelle che posso fare a meno di spendere, ma questo fare a meno di spendere consegna a larga parte del Paese una condizione di povertà e quindi serve un intervento forte da parte dello Stato, che è la cosa che con la iniziativa pubblica, la manifestazione pubblica che faremo settimana prossima, chiederemo alle forze politiche che si candidano a governare il Paese, perché la condizione è davvero straordinariamente pesante. Certo, io riprovo perché vedo che c'è il segnale, vediamo se riusciamo a prendere questa benedetta telefonata. Pronto? Pronto? Oh, scusi signora, non riusciamo a prenderla. No, Buongiorno, ben arrivata. buongiorno. Da dove chiama? Come si chiama? Toscana, mi chiamo Elisabetta. Perfetto, dica tutto signora. Allora, intanto complimenti per questa trasmissione perché permette di avere chiarezza e anche di farsi delle domande generali, quindi complimenti. Allora, io volevo fare una domanda molto semplice. Allora, io sento sempre parlare di pensioni integrate al minimo, di importi comunque che sono vicini al milione. Ora, la questione drammatica di cui io non vedo mai nessuno parlare è invece un'altra, pensioni contributive, cioè voglio dire, noi abbiamo lottato una vita per dei diritti e ci troviamo oggi una ragazza di 24 anni deceduta che lascia una reversibilità di 45 euro mensili come lavoratrice dipendente regolare per le sue 8 ore, addirittura pensioni che a breve saranno un 30, 35, 40% in meno di quegli importi che noi eravamo abituati a gestire, senza considerare le eventuali invalidità pensionistiche dove oggi un ragazzo si può trovare con una famiglia, un mutuo e una patologia diciamo così gravissima e nonostante abbia lavorato 20, 25, 27 anni avere importi che possono essere di 200-300 euro. Grazie. Grazie molte. La signora ha sottolineato un problema che è vero, stiamo parlando di pensionati di una certa età che sono andati in pensione un po' di tempo fa. Queste situazioni che si presenteranno sempre più, ne parlavamo prima fuori onda, viene da sorridere che in realtà io lo dicevo con grande amarezza perché quando poi arriveranno tutte queste persone in massa, i famosi baby boomer, sarà una tragedia. Qua stiamo parlando di numeri veramente in cui quando si dice 1.000 euro, magari 1.000 euro, cioè no? Rispondiamo alla telefonata, prego. Sì, è assolutamente così. C'ha ragione la signora, bisogna anche vedere in proiezione. Ha assolutamente ragione la signora. Infatti, uno dei punti della piattaforma che unitariamente come sindacato abbiamo avanzato al governo, poi ovviamente la discussione, il confronto si è interrotto per le ragioni che sappiamo, uno dei punti è proprio la pensione di garanzia per i giovani, cioè
siccome noi andremo non solamente verso un cambio del meccanismo di calcolo, quindi contributivo anziché quindi retributivo, diciamo una come pensione rapportata ai contributi effettivamente versati. E là sarà da ridere. Ma avremo da qua nei prossimi anni la condizione di persone che nel corso della loro vita hanno avuto rapporti di lavoro saltuari intermittenti, quindi non la continuità del rapporto di lavoro che è stata la caratteristica, diciamo, dei rapporti di lavoro nell'immediato dopoguerra, insomma, no? Il rapporto di lavoro era subordinato a tempo indeterminato. Certo. Nel corso degli ultimi anni, per una serie di norme che sono state, verrebbe dire, norme a volte sciagurate, che hanno regolamentato i rapporti di lavoro, è aumentata a dismisura la cosiddetta flessibilità dei rapporti di lavoro, parola nobile che molto spesso nasconde cose poco nobili, ma sta di fatto che soprattutto i lavoratori più giovani hanno rapporti di lavoro intermittenti, con delle interruzioni tra un rapporto di lavoro e l'altro. Ma bisogna lavorarci adesso per questa cosa qua, perché altrimenti... E ovviamente, quando una pensione è calcolata sui contributi effettivamente versati, avere nel corso della vita lavorativa dei buchi contributivi significa un danno pesantissimo per il trattamento pensionistico, che è la ragione per la quale noi diciamo alla politica che va bene l'uscita a 40 anni, 41, 40 anni, 42 anni, ma chi dice questa cosa ancora parla al lavoratore standard degli anni 70, e cioè quello che aveva il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, certo, che nasce su un'azienda e muore nella stessa, diciamo, certo, dal punto di vista lavorativo nella stessa azienda. Tant'è che noi chiediamo le pensioni di garanzia, perché sulla base delle proiezioni che abbiamo fatto, noi da qui a pochi anni avremo pensioni poverissime, ancora più povere delle pensioni povere di cui stiamo parlando. E quindi la cosa che provavamo a dire prima, cioè l'insieme delle questioni, crisi energetica, cambiamenti climatici, meccanismi di calcolo che sono stati introdotti qualche anno fa, rischiano di consegnare il Paese a una larga fascia della popolazione consegnate a una condizione di povertà. Assolutamente. Dobbiamo andare in pubblicità. Prima volevo solo mettere in onda in modo da fare una riflessione nel frattempo sull'altra slide: tassazione dei redditi da pensione, perché a tutto questo si aggiunge che a parità di reddito del pensionato paga più tasse del dipendente. E quindi diciamo che è una questione molto molto pesante anche questa. Affrontiamo tra poco, state con noi. Allora, rieccoci qua. Tassazione dei redditi da pensione è un altro nodo cruciale su cui voi sempre avete puntato l'attenzione. Il pensionato paga le tasse. Sì, il pensionato paga più tasse del lavoratore dipendente. Al lavoratore dipendente vengono applicate maggiori detrazioni e al pensionato no. Anche qua c'è un esempio, insomma, portiamo un esempio che è quello di un reddito di 1.254 euro al mese. Il lavoratore paga di IRPEF 795 euro, il pensionato 2.323 euro. È una differenza mica da poco, e quindi se invece praticamente fosse tassato alla stessa maniera, è chiaro che il fisco incasserebbe di meno. 11,9 miliardi. Quindi ancora una volta possiamo sottolineare che i pensionati, oltre che essere quello che abbiamo sempre detto, ammortizzatori sociali per le famiglie, in aiuto ai figli, eccetera, lo sono anche per lo Stato, per il sociale, pagano più tasse degli altri, e qua va assolutamente sottolineato non so quante volte il tema dell'evasione. Certo, per cui il pensionato paga tutte queste tasse e c'è chi si permette in questo paese invece di non pagarle le tasse. Assolutamente. Voi siete contrari al discorso delle minime 1.000 euro?
Pensioni minime a 1.000 euro, vediamo l'altra slide. Per quale ragione? Non so chi di voi vuole affrontare la questione. Sì, Dite che è una manovra iniqua. Solamente una battuta sulla slide precedente per evitare confusioni. Le aliquote fiscali sono uguali sia per i pensionati che per i lavoratori dipendenti. Il lavoratore dipendente ha delle detrazioni che riducono la base imponibile sulla quale giocano le aliquote che invece fiscali. il pensionato magari non ha. Il pensionato non le ha. Quindi diciamo l'imposizione fiscale è al 100% sulla pensione che il pensionato prende e al 90% sul lavoratore dipendente, perché magari un 10% è detrazione fiscale, insomma questo per chiarezza. No, allora anche qua insomma adesso vorrei passasse il principio noi siamo contrari ai 1.000 euro i pensionati, ma ne verrebbe da dire perché no 1.500, insomma, ecco, no. Il tema è un altro, il tema è che sono sempre, purtroppo, queste cose spot che la politica fa e che rischiano di essere un po' specchietti per allodole, insomma, no. Allora, il punto numero 1 è chi paga, cioè il costo di questa operazione è sostenibile o non è sostenibile. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che c'è un elemento di iniquità, nel senso che io ho pagato i contributi per la mia vita lavorativa, ho quella pensione che si attesta a 900, 950, 1000 euro, non si capisce perché chi non ha mai pagato i contributi per tutta la sua vita debba avere la stessa pensione che ho io, che i contributi li ho versati. Cos'è che diciamo noi? Sarebbe necessario un aumento in percentuale sulle pensioni che ognuno ha, che sono il frutto dei contributi versati, anche perché se non c'è questo elemento si incentiva l'evasione contributiva, perché come si dice, se ho la garanzia di avere quel trattamento economico, che non è un trattamento economico esaltante ma è diciamo un minimo anche guardando i numeri che abbiamo visto prima, queste virgolette regalie spingono all'evasione contributiva. E questo è il punto. Allora la cosa che appunto stiamo sostenendo è trovare dei meccanismi che premino le aziende e i lavoratori che hanno versato i contributi, perché anche qua, se posso fare solamente una battuta, ragioniamo sul trattamento pensionistico e giustamente noi come sindacato dei pensionati facciamo tutte le nostre battaglie per aumentare le pensioni per le ragioni che abbiamo detto prima. Ma bisogna, e su questo la politica prima o dopo dovrà battere un colpo, bisogna affrontare il tema del lavoro. Cioè è necessario dire che le pensioni sono pagate dai contributi che i lavoratori dipendenti e le aziende versano all'INPS, che tanto per capirci è diciamo sul costo del lavoro complessivo il 33%, cioè un terzo del costo complessivo del lavoro va ai contributi INPS, 2/3 a carico del datore di lavoro, 1/3 a carico del lavoratore, 33% complessivi. Se non c'è lavoro, se il lavoro, come abbiamo detto prima, è discontinuo, intermittente, precario, se c'è evasione contributiva, se non c'è occupazione, alla lunga non c'è più il fondo pensioni. Lo dico perché troppo spesso sento che ci sarebbero gli anziani garantiti contro i giovani che non sono garantiti. Devo dire che la trovo tra le idiozie più stratosferiche in questo paese, perché è esattamente il contrario. Cioè è interesse, banalmente, in termini strumentali lo dico, del pensionato, che ci sia occupazione stabile e retribuita adeguatamente, perché quel meccanismo garantisce il fondo dei lavoratori, il fondo lavoratori dipendenti dell'INPS, dal quale si attingono le pensioni, perché questo è il sistema solidaristico pensato per il nostro paese, cioè il sistema previdenziale è un sistema a ripartizione, cioè chi lavora
paga le pensioni dei pensionati, cioè non è un sistema a capitalizzazione, per cui verso io e la pensione è quello che ricevo in rapporto a quello che versato. Questo punto, diciamo, quindi è evidente che noi faremo di tutto e continuiamo a fare di tutto per aumentare le pensioni, ma il tema è la fonte, e la fonte sono i rapporti di lavoro, è l'occupazione. Se non c'è occupazione e se i rapporti di lavoro sono intermittenti, precari, saltuari, dove c'è evasione contributiva, alla fine non ci saranno i quattrini per sostenere le pensioni. Proposte della CGIL in tema di pensioni, tutela dei redditi da pensione 14ª e rivalutazione, questo è uno dei vostri punti, Rosanna. Sì. Flessibilità in uscita 62-41 anni di contributi, questa è l'altra? Sì, certo, questo lo stiamo chiedendo da anni, non è una scoperta fatta ultimamente da un partito, quella dei 41 anni, ma noi lo stiamo chiedendo da tempo, e poi sostegno alle categorie più deboli, disoccupati, invalidi, chi si prende cura delle persone non autosufficienti, ancora sistemare. Lavori gravosi, usuranti. C'è tutto il tema che sono a scadenza dei sistemi pensionistici tipo l'APE sociale, tipo l'opzione donna entro l'anno, che vanno assolutamente rifinanziati e portati avanti, perché quelle sono state misure importanti a cui abbiamo contribuito senz'altro con la nostra mobilitazione e anche con appunto gli incontri che abbiamo fatto con i governi, e quindi va assolutamente supportata, valutata sempre con attenzione quando uno decide di accettarla. E poi la tutela, come diceva Massimo, tutela dei giovani, il lavoro che non deve essere un lavoro povero, ma deve essere un lavoro degno di questo nome, il lavoro dà dignità alle persone. Eccolo qua, c'è un attimo solo che deve essere adeguatamente pagato. C'è un messaggio: ma sapete che il maggior costo dell'energia non è assolutamente giustificato, in quanto l'energia la compriamo ancora allo stesso prezzo di 3 anni fa con una leggera variazione. L'unico gas che è aumentato di 10 volte è quello di gassificatori, che per l'Italia rappresenta il 5%. Pertanto, perché questi aumenti spropositati? Chi ci guadagna? Grazie. Sì, è anche questo. Quindi la famosa speculazione, perché a questo punto non si giustifica. L'ascoltatore ha ragione, qui c'è speculazione, tant'è vero che tra le nostre richieste come sindacato, quindi non in questo caso i pensionati ma come CGIL e CISUIL, la richiesta è quella della tassazione degli extra profitti, perché noi sappiamo che i prodotti sono stati comprati qualche anno fa a un certo prezzo e rivenduti ai prezzi determinati in questi giorni. Però posso dire, è una cosa trasversale, perché a me a volte viene da sorridere, ma io dico, caspita, ci sono dei beni che sono stati, tanti beni, le scarpe, sono state comprate al prezzo di un anno fa, non puoi rivendermele al prezzo doppio rimarcato, non è giustificato. Certo. Tantissimi beni, e all'estero non fanno questa cosa qui, dove all'estero hai i prezzi vecchi di tanti beni, dove c'è qualcosa di rincarato ce l'hai, ma non in proporzione a quello che stiamo facendo noi. Sì, diciamo che qua nel nostro paese la speculazione, come si dice, non è una novità di questi tempi. La cosa che va sottolineata positivamente è su questa tassazione degli extra profitti ci sta ragionando l'Unione Europea, perché anche qua diciamo il tema non è un tema che riguarda solamente il nostro paese. Il nostro paese è partito per primo con questa ipotesi, certo. Anche se abbiamo sentito, insomma, sono aziende che stanno facendo ricorsi contro questa norma del governo, perché naturalmente poi ognuno guarda i propri interessi, ma quello che diceva l'ascoltatore è esattamente corretto, insomma, nel senso le grandi aziende. Quindi attenzione, qui stanno rincarando alla luce di una situazione che questa non la speculazione. La flat tax, vediamo l'altra slide, anche su questa non siete d'accordo? Ma questa mi pare perfino imbarazzante per come è stata proposta. Tra l'altro sento che chi propone la flat tax sta pensando a un intervento del denaro pubblico per ridurre le bollette, i costi energetici, da cosa abbiamo visto prima. Allora mi verrebbe da dire che bisogna un po' fare pace col cervello, insomma, nel senso che la flat tax, che è la tassa piatta, e cioè una tassa che chi dice 15-20% uguale per tutti, produce
una invarianza di trattamento per chi già ha quel tipo di imposizione fiscale, che è la stragrande maggioranza dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e degli artigiani. Premia le fasce più benestanti, perché a quel punto diciamo, la tassazione non inciderebbe per soglie di reddito più elevate, con un danno per le casse dello Stato micidiale, calcolabile in svariate decine di miliardi. Allora io mi chiedo come si fa a pensare alla tassa piatta, e quindi con un danno per il sistema erariale, il sistema fiscale stratosferico, e chiedere contemporaneamente interventi dello Stato. Cioè questa cosa sono poi come i canoni di Mussolini, insomma. Certo, no? Certo, quindi non bisogna stare molto attenti. Dobbiamo andare brevissimo, che siamo in chiusura. Quindi l'erario incasserebbe molto di meno, con evidenti danni per la popolazione, taglio del welfare, quindi abbiamo, dei servizi pubblici, aumento delle disuguaglianze, distorsione del sistema fiscale e peggioramento delle finanze pubbliche. Se posso aggiungere, è questa la strada per la privatizzazione dei servizi pubblici, quindi sanità, scuola e quant'altro, cioè perché è evidente, è bene che si sappia che questi servizi, sanità e istruzione, sono sostenuti dalla fiscalità collettiva. Chiaro. Siamo in chiusura. Rosanna Bettella aveva detto, vediamo l'ultima slide, che c'era l'evasione fiscale che non andava combattuta, e qui ci sono dati testuali: oltre 100 miliardi in Italia di evasione fiscale, con 50-60 miliardi dispersi in corruzione. In Veneto, fonte della CGA di Mestre, dato dell'aprile 2022, 8,6 miliardi di redditi non dichiarati non tassati, 12,90 euro ogni 100 sono sfuggiti allo Stato, 11,2% di economia non osservata, sommersa o illegale. In Italia è del 13,1%. Quindi siamo un po' più bassi della media italiana, ma ci siamo. Altro che flat tax, bisognerebbe far pagare a tutti, no? Per poter mantenere il servizio sanitario universale di cui tutti godiamo, e previdenza, e scuola, e sistema del welfare. Siamo giunti al termine. Io vi ringrazio di essere state qui con noi, Rosanna Bettella e Massimo Cestaro, segretario regionale dello SPCGL del Veneto. Ringrazio a voi telespettatori di averci seguito. Poi, come sempre, la puntata la rivedete in replica sul nostro sito internet, e poi ci sono altre repliche sempre nei nostri canali. Grazie e buon proseguimento. Grazie a voi. Grazie.